Cari amici, benvenuti da Mimovita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura dedicato alla difesa delle colture agricole. Vediamo allora le notizie in evidenza, cominciamo col cavolo. A causa delle prime forti escursioni termiche giorno-notte di metà ottobre, sulle foglie di alcune varietà di cavoli cappucci si sono formate delle protuberanze, tecnicamente si chiamano edema, che tendono a fessurarsi. È una fisiopatia, una malformazione, non una malattia. Bietola. Su bietola da foglia ancora presenza di cercosporiosi, un fungo sulle foglie esterne, causa l'attuale andamento climatico. È necessario quindi proteggere la parte centrale con prodotti rameici. Chiudiamo con le stelle natali, è tempo del resto, è in aumento nelle serre la presenza della mosca bianca, installare trappole cromotropiche a colla gialla, una ogni 50 metri quadrati per una cattura massale, spaziare i vasi per favorire l'arieggiamento, eliminare tutte le infestanti presenti che fungono da serbatoi per gli insetti e intervenire con idonei prodotti alternandoli per non creare ceppi resistenti. Chiudiamo con l'approfondimento con il servizio che oggi è dedicato alle arnie elettroniche, si parlerà quindi di api e difesa integrata. L'appuntamento con noi è alla settimana prossima, arrivederci a tutti. I trattamenti chimici e la sparizione degli habitat adeguati sono una seria minaccia per le api, la cui presenza è fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente. Se stanno bene le api, sta bene l'ambiente. Per monitorare lo stato di salute delle api, nell'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura a Valle Vecchia utilizzano le arnie elettroniche. Misurando in continuo e mandando i dati in continuo in modo oggettivo a una stazione che può essere anche visitata da chi si iscrive alla piattaforma, i dati che vengono registrati in continuo sono il peso dell'arnia, la temperatura, il numero dei voli ed altri parametri vitali della vita dell'arnia. Tutto questo consente di capire se le api stanno bene e se ci sono fenomeni, per esempio, di moria improvvisa o da altri eventi negativi per le api stesse. Qual è lo stato di salute che state analizzando attraverso questi dati? Noi li abbiamo messe qui e abbiamo altre arnie in ambienti completamente naturali per dimostrare che un'agricoltura avanzata con una difesa integrata molto attenta e molto avanzata consente di mantenere in buona salute le api. Cosa facciamo? Abbiamo un'azienda in cui con la difesa integrata non facciamo nessun trattamento insetticida chimico, quando serve, nei limitati casi in cui serve, facciamo dei trattamenti insetticidi non chimici in filiere di qualità e in questo modo evitiamo di creare un impatto forte sulle popolazioni di api e vediamo che stanno bene perché i dati che stiamo raccogliendo indicano come le api stiano bene, ma non facciamo solo quello, cioè evitare di causare danni alle api con gli insetticidi, con trattamenti chimici, ma anche aumentiamo l'offerta di cibo per le api con habitat, seminiamo in diverse zone il trifoglio, abbiamo in sperimentazione una nuova cultura, il silfi per dare un'ulteriore opportunità nel periodo estivo alle api, cerchiamo di aumentare gli habitat utili per le api.